Benvenuti, oggi è lunedì 8 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:24. La luna sorge alle 7:57 e cala alle 22:28. Oggi è il giorno di Sant'Adriano. Adriano viene dal latino e si riferisce ad Adria, oggi piccolo centro in provincia di Rovigo, ma anticamente un'importante città da cui prese il nome il mare Adriatico. Dunque Adriano significa nativo di Adria. L'8 luglio si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Un'occasione per aumentare la consapevolezza sullo stato di salute del Mare Nostrum e sui pericoli che lo minacciano. Pur avendo solo una superficie di circa l'1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12.000 specie marine, tra il 4 e il 12% della biodiversità marina mondiale. Facciamo gli auguri a Donatella Rettore, che oggi compie 69 anni. Da ragazzina ribelle e irriverente, viene presa come spalla da Lucio Dalla, che la introduce nel mondo della musica. Negli ultimi anni l'abbiamo vista a Sanremo con Chimica, in coppia con Dito nella piaga. Auguri anche a Kevin Bacon, attore statunitense che oggi festeggia 66 anni. Nel 1984 i primi lampi di notorietà grazie a Footloose, film cult sui balli giovanili. Lo ricordiamo poi in JFK, Codice d'onore e Apollo 13. Sono 73 invece gli anni per la californiana Anjelica Huston, figlia del leggendario regista John e vincitrice nel 1986 dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film L'onore dei Prizzi. Tra i tantissimi ruoli anche quello di Mortisia nella famiglia Addams. Da giovane è stata modella per Armani e Valentino. In Italia vige il terrore, sono gli anni di piombo e il paese è ancora profondamente scosso dall'omicidio di Moro. Sono i tempi in cui viene eletto presidente Sandro Pertini, un uomo diretto e schietto che ha combattuto tra i partigiani e che la gente comune sente vicino. Il 16° scrutinio, l'8 luglio del 1978, è quello risolutivo. Pertini sale al Quirinale con 832 preferenze su 995 votanti, un record di consensi. Sapevate che i pipistrelli sono gli unici mammiferi in grado di volare? Fino ad oggi gli scienziati hanno identificato oltre 1100 specie diverse di pipistrelli, che rappresentano circa un quinto di tutte le specie di mammiferi esistenti sul nostro pianeta. Lo sapevate che alcune specie imitano il suono dei calabroni per spaventare e allontanare i predatori? Buongiorno ai 12. Oggi la Luna si congiunge a Mercurio e Leone. Cosa vorranno comunicarci le stelle? Scopriamolo insieme. Ariete, sicuramente ottime notizie per voi visto che Luna e Mercurio sono il Leone, trigono perfetto, quindi via quindi a tutte le comunicazioni affettive, anche se Venere e Sole sono in quadratura, vi fanno sentire un po' stanchi in un campo minato in amore, le vostre intuizioni saranno giuste e deciderete da voi stessi per voi stessi, non avrete bisogno del permesso di nessuno. Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede una luna e Mercurio in quadratura, quindi attenzione all'uso delle parole e a come vi esprimete e se pensate di essere stati trascurati o non attenzionati da qualcuno, aspettate prima di sentire esplicare le ragioni degli altri, poi discuterete serenamente. Gemelli, splendida giornata perché Luna e Mercurio sono enormemente compatibili con il vostro Giove, quindi via tutte le comunicazioni brillanti e affettive di cui
cui siete capaci. Il vostro istinto sarà quello di riabbracciare vecchi amici a cui volete molto bene, con cui la comunicazione sarà un po' arrugginita. Cancro, giornata oggi molto interessante perché Luna e Mercurio sono furbi e sornioni, vogliono una maggiore sicurezza economica e oggi si presenterà l'occasione giusta, l'accordo giusto, anche se Marte vi fa un po' innervosire perché probabilmente non è ancora ciò che desiderate. Pazientate. Leone, giornata oggi in cui ospitate la Luna congiunta a Mercurio. Oggi la vostra parola sarà chiara, sarà ineccepibile, quindi nessun tipo di fraintendimento. Oggi qualunque cosa direte sarete assolutamente presi sul serio. Sfruttate bene questa possibilità. Vergine, giornata oggi un po' emotiva. Luna e Mercurio si trovano in 12ª casa, quindi nel territorio del vostro inconscio, quindi alcuni di voi potrebbero sentirsi un po' insicuri nel comunicare ciò che vorrebbero comunicare. Forza, le vostre intuizioni saranno comunque molto raffinate e i vostri sogni vi diranno molto. Bilancia, luna splendida oggi con Mercurio, tra l'altro una bella notizia in amore, qualcuno che non si faceva sentire da tempo si fa sentire, anche se Venere, la vostra Venere opposta a Plutone, ancora ha qualcosa da chiarire. Scorpione, giornata oggi che prevede una Luna e un Mercurio che seguono da voi una grande presenza e una grande attenzione al lavoro. Forse vi sentirete un po' in ansia da prestazione perché magari oggi sentirete più forte la valutazione e il giudizio altrui sul vostro operato, ma niente paura. Ecco che comunque le cose andranno per il verso giusto se solo riuscirete a tenere a bada le tensioni. Sagittario, ottima notizia per voi oggi, Luna e Mercurio dalla vostra parte, il che significa che la comunicazione e l'emotività vanno di pari passo. Riuscirete a comunicare bene le vostre emozioni senza eccedere troppo come il vostro solito, né con la logorrea ma neanche con l'emotività. Capricorno, la Luna ha smesso di esservi opposta, rimangono solo Venere e Sole, quindi una sensazione un po' complicata rispetto alle dinamiche affettive che sentite un po' complesse e complicate, ma non per vostra volontà. Assecondate qualche capriccio, vedrete che una prova di pazienza ogni tanto in amore è considerata una grande prova di affetto. Acquario, la giornata di oggi prevede una Luna e Mercurio in opposizione, quindi oggi non avrete proprio voglia di parlare, vi sentirete un po' invasi, avete bisogno di silenzio e soprattutto di non essere sollecitati affettivamente da un amore che chiede un po' troppo per i vostri gusti. Pesci, la giornata di oggi prevede uno stupendo trigono Venere-Saturno, anche se Plutone minaccia un po' Venere e sente un po' una non sicurezza, ma la vostra cieca fiducia negli affetti recupererà un po' tutto. La vostra dolcezza oggi sarà capace di ammensire anche i partner più scontrosi. Le notti magiche di Italia 90. La Nannini è Bennato, la meteora di Totò Schillaci e la passione travolgente di un paese che spingeva i propri beniamini a cucirsi la quarta stella sul petto. Là doveva esserci l'Italia a giocare quella finale. Tutto sembrava andare in quella direzione finché l'Argentina di Maradona non ha fatto piangere gli azzurri nella semifinale di Napoli. Così a Roma, l'8 luglio del 1990, nell'ultimo atto del campionato del mondo di calcio, si sono sfidati i sudamericani e la Germania. A vivere una notte magica sono stati i tedeschi, vittoriosi 1-0 con un rigore calciato da Oliver Bierhoff negli ultimi minuti. Sul detto di oggi, Kevin Spacey ha fatto l'attore protagonista per ben 6 stagioni. Avete capito bene, stiamo parlando della celebre serie House of Cards, che come avrete ben capito è anche un idioms molto utilizzato dagli inglesi. La traduzione letteraria ci aiuta ed è chiara, una casa di carte. O possiamo anche dire castelli di sabbia. Chiaramente indichiamo fare cose prive di solide basi e che perciò sono destinate a non durare. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Giuditta che decapita Oloferne è uno dei soggetti preferiti di Artemisia Gentileschi.
la grande pittrice del Seicento che seppe affermarsi in un mondo maschile. Artemisia ci offre una galleria di donne forti: Giuditta, Cleopatra, Lucrezia, Susanna, eroine nella cui determinazione e nella cui sete di giustizia si riconosce. A 18 anni Artemisia era stata stuprata da Agostino Tassi, collaboratore del padre, anch'egli pittore. Violentata, ingannata con una falsa promessa di matrimonio, ha sostenuto con fierezza l'accusa contro l'uomo, sottoponendosi a interrogatori umilianti. E giustizia ebbe, ma solo sulla tela. Il Tassi, anche se condannato, non scontò mai la pena. Artemisia nei suoi dipinti lo consegna a eterna infamia. L'inferno è vuoto, ma il mondo è anche pieno di persone meravigliose. Concentratevi sul bene che ci circonda. Vi saluto e vi aspetto domani. Buona giornata.